Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero, per il basket, in Serie C Gold, Caorle perde ad Oderzo, in Serie D Portogruaro vince a Udine. Parleremo anche del ritorno al successo della pallacanestro Fossaltese nel campionato di promozione. Abbiamo seguito anche lo Iulia Basket nella sfida del campionato di prima divisione con il Bruniera. Per il volley Portogruaro trionfa e vola primo in classifica. Grande successo della 2 giorni di judo in riva all'Emene. Questa settimana obiettivo anche sulla bocciofila alle valli di Sindacale all'esordio nel campionato di promozione. Nella giornata dove Jesolo ha ripreso la corsa in testa alla Serie C Gold, mostrando che la sconfitta di Codroipo altro non era stata che un incidente di percorso, Oderzo non ha mancato di rispondere vincendo sul proprio campo contro Caorle. In casa dei litoranei, senza Markovic ancora infortunato, Nardin out per un'ernia e Kresner appena rientrato da Dubai dove ha partecipato al World Tour 3 contro 3, si era capito subito che vincere sul campo della capolista sarebbe stato impresa ardua se non impossibile. Caorle ci ha provato, ha combattuto nel primo quarto, quindi nel secondo parziale ha subito il break che di fatto ha deciso la partita. A riposo lungo si è andati sul 40-26 e nella seconda parte i gialloblu non hanno più avuto la forza di raddrizzare il match. Oderzo ha controllato una smack nell'ultimo quarto, aver detto ormai scritto, ha ruotato anche tutti gli under portati in panchina. Anche questa volta ci siamo presentati con una formazione molto ridimensionata rispetto all'organico di inizio campionato, quindi l'assenza di Markovic ma anche in settimana l'ultima defezione con l'assenza di Nardin ha aggravato la nostra possibilità di effettuare rotazioni soprattutto nel settore dei lunghi e questo ha inciso, senza togliere niente comunque ai meriti di Oderzo che di canto suo ha fatto un'ottima partita e con ottime percentuali di realizzazione. E domenica arriva Castelfranco, ultima in classifica, squadra adatta per il riscatto, però guai ad allentare la tensione. Sì, sono le partite più a rischio, sono le partite dove trovi l'avversario che non ha quasi niente da perdere
e anzi è un avversario che ha dimostrato già nel corso delle partite precedenti di non avere nessun timore reverenziale contro nessuno. Vedi la partita persa agli ultimi minuti con Jesolo, ma anche la recentissima partita con Mestre è stata giocata alla pari fino al terzo quarto. Quindi in casa loro andremo a giocare ancora in trasferta e speriamo di recuperare qualche giocatore in settimana, e sicuramente dovremo affrontare questo avversario con molta umiltà e concentrazione. In D maschile, nella giornata dove Aviano è caduta a sorpresa in quel di 13°, Portogruaro ha espugnato il parquet della CB Uni, inanellando in tal modo la seconda vittoria consecutiva, la quarta della stagione. Portogruaro è partita subito forte, conquistando un certo margine. Gli udinesi non sono stati a guardare, riportando nel secondo quarto il match in equilibrio. Tutto si è deciso nell'ultimo parziale, dove i Granata si sono presentati più lucidi e concentrati, trascinati da Fantuz, Marpino e Baruzzo, autori rispettivamente di 19, 15 e 14 punti. Sì, abbiamo vinto su un campo sicuramente non facile, perché a Udine la squadra del CBU ci ha messo in difficoltà durante la parte centrale dell'incontro, grazie alla loro precisione nei tiri da tre. Siamo partiti forte con un buon vantaggio, poi ci siamo fatti recuperare via via fino all'intervallo. Un momento di appannamento che purtroppo abbiamo pagato sia dal punto difensivo sia dal punto della poca precisione offensiva. Grande partita del nostro play Andrea Marpino, che ha sfoderato una prestazione tutta grinta e precisione. Siamo riusciti a prendere un piccolo vantaggio che poi ci siamo portati fino al 73-66 finale. Sicuramente una vittoria che dà un po' di continuità e anche la cognizione che la nostra squadra può battere qualsiasi squadra quando gioca la pallacanestro che vuole Coach Stan. Prossimo turno in casa con Gonars, ovviamente squadra, sebbene la classifica parli in una certa maniera, da non sottovalutare. Purtroppo in questo campionato abbiamo visto che non ci sono squadre da sottovalutare, bastato vedere anche i risultati. Lo stesso Aviano, che è caduto in trasferta, sicuramente non era pronosticabile che una corazzata così potesse perdere, però anche loro, privi del loro giocatore forse di maggiore spicco e qualità, Fabbro, hanno trovato difficoltà. Tutte le squadre in questo momento qua possono dire la loro. Gonars sicuramente verrà qua per cercare punti salvezza. Noi giocheremo contro Gonars per cercare i punti che ci permettano di mettere in cascina tanto fieno per poter guardare a un girone di ritorno sicuramente in maniera serena. Il nostro obiettivo è e rimane quello di entrare nelle prime 6 per i playoff, per poterci sicuramente salvare e divertirci poi nella seconda fase. Non sarà facile, la partita con Gonars nasconde le insidie della squadra che chiaramente è dietro di te in classifica e che può farti del male magari con le armi che non ti aspetti. Da parte nostra ci sarà la solidità di un gruppo che si sta ritrovando, di un gruppo che sta giocando sempre di più di squadra e sempre meno a livello individuale, e la solidità anche del fatto che tutti questi ragazzi qua in allenamento e in partita si cercano e vogliono assolutamente produrre una pallacanestro di un gioco d'insieme, come è in questo momento la richiesta dello staff tecnico. E in Serie B femminile è andata ancora male alla Polisportiva Concordia. Le biancorosse erano impegnate in uno scontro salvezza di grande importanza sul campo del Roma Trieste, ma non c'è stato niente da fare. Sono riuscite a rivitalizzare anche il quintetto triestino, sbagliando l'impossibile. Hanno retto nel primo quarto, quindi contro un avversario che nulla ha fatto oltre a disputare la propria onesta partita. Hanno subito un break di 9-0 che ha segnato il corso del match, dove sono mancati soprattutto i punti di Fagotto, ancora infortunata. Adesso il turno di riposo dovrebbe consentirne il recupero, anche se la prossima sfida con il Montecchio appare comunque improbabile. In promozione, dopo la battuta d'arresto casalinga subita per opera del Maniago, la pallacanestro fossaltese ha ripreso la marcia nei quartieri alti della classifica, andando a vincere a Fontana Fredda. Si è comunque segnato davvero poco, 43-47, il finale. Fossaltese è ritornata al successo dopo la battuta d'arresto con il Maniago qui in casa.
Siete a vincere la Fontana Fredda di 4 punti, un punteggio però bassissimo, 47 a 43, segno che la mano non era così calda. No, punteggio da squadra giovanile, ma neanche. Sì, vinta in difesa e ancora comunque tantissimi errori da sotto e anche dal tiro da fuori. Sicuramente è una questione di concentrazione, questo sì, perché tiri da soli sotto, sbagliarli, lì è proprio una mancanza di concentrazione, di testa, di approccio alla partita e via dicendo. Questo è quanto. Non ci sono scusanti. Ma guardando al lato positivo c'è stata un'ottima fase difensiva. Guardando il lato positivo, il bicchiere è mezzo pieno, abbiamo lavorato molto bene in difesa, in effetti abbiamo cominciato a difendere veramente bene, cosa che ci mancava da tempo, prendere i ritmi, trovare assieme di squadra in difesa. E abbiamo fatto anche finalmente delle belle cose in attacco, poche, ma comincia a girare una tipologia di gioco che voglio inserire, che ci sta già lavorando da un anno e mezzo a questa parte, a un tipo di gioco unico per tutti quanti, insomma, ecco. Sì, il gioco non è stato molto fluido, dobbiamo migliorare soprattutto a girare la palla, a far ribaltare il lato, quello ci rallenta parecchio e quindi le conclusioni sono sempre più complicate. Però se miglioriamo quella cosa lì è stata una partita, dai, quello è stato il problema. Telecamere di Teleantenna anche in prima divisione, abbiamo assistito alla partita tra Giulia Concordia Basket e il Bruniera. Hanno vinto gli ospiti con coach Pedron, dunque una partita che vi sembrava essere sfuggita nel terzo quarto, poi avete avuto un ultimo quarto dove siete riusciti a recuperarla e a vincere bene. La zona fatta nell'ultimo quarto e gli avversari non hanno un po' più segnati, perché sono rimasti a 52 punti mi sembra per un bel po', abbiamo preso un po' il vantaggio. Poi non parlo dell'arbitraggio da ex arbitro, però un po', sono sincero, c'è anche un po' favorito in 2 occasioni, poi di là però l'antisportivo secondo me non c'era, però dai, è andata. Un Bruniera come realtà che cosa punta? Allora, inizialmente purtroppo mi mancano 2 giocatori fondamentali, abbiamo avuto problemi di tesseramento, con loro 2 puntavo veramente a far bene, è una realtà nuova per me questa prima divisione, perché arrivo dalla promozione in provincia di Treviso e la prima divisione di qua non la conosco, come non la conoscono i miei ragazzi, perché sono tutti o giovani o che arrivano da altre realtà di promozione eccetera, quindi per noi è una sconosciuta. Puntiamo ovviamente a fare il meglio possibile e poi vada come vada. L'Under 20, per andare in ordine cronologico, l'Under 20 ha perso lunedì a Rorai, una partita che personalmente non ho visto, ma da quello che mi è stato riferito è stata una partita molto combattuta, il risultato 6-3, 6-1 per la squadra di casa. E una partita molto nervosa, visto che ci sono state espulsioni da entrambe le parti. Il campionato Under 20 è un campionato un po' strano, nel senso che si gioca infrasettimanale, ci sono ragazzi che si allenano con le prime squadre e molto spesso non si trovano insieme se non per la partita. Comunque Rorai è una squadra in questo momento nell'Under 20 molto accreditata e quindi perdere di 2 punti là non compromette nulla per il momento. C'è stata una bella vittoria in casa contro lo Zoppola con un margine molto ampio mercoledì scorso, per cui diciamo che i ragazzi venivano da una grossa soddisfazione, purtroppo hanno avuto una piccola delusione. Bene le 2 Under 13. Quella che alleno io, che è formata da tutti 2005 insieme con Riccardo Pasquale, è andata a vincere a Torre contro una squadra di gran parte di 2004
e siamo riusciti a fare un'ottima partita a livello difensivo e ci stiamo togliendo parecchie soddisfazioni anche se sono più giovani. L'altra squadra, l'Under 13A, quella guidata da Zorzi, invece ha battuto la nostra cugina del BVO Annone 71-43, se non ricordo male il risultato, comunque con un ampio margine, ma chiaramente il divario era, si conosceva. Sono due squadre che devono tanto lavorare perché sono tutte e due con ampi margini di crescita, sia noi che Annone. Bene, anche l'Under 15 non sta trovando rivali in questo momento, è andata a vincere facile in quel di Villanova di Pordenone con uno scarto di 40 punti. Coach Bergamo non è ancora soddisfatto, da quanto mi ha detto lunedì dopo la partita, dice che c'è ancora molto da lavorare, i ragazzi sicuramente devono produrre molto di più nel campo, commettono molti errori. In questo momento stanno trovando avversari che permettono e perdonano questi errori, per cui la vittoria è facile. Chiede molto più impegno, comunque le cose stanno andando abbastanza bene. L'Under 16 doveva giocare questa sera, martedì. Purtroppo non ha giocato perché sono stati convocati 3 nostri rappresentanti, Bolcato, Lessing e Faurlin, sono stati convocati con la rappresentativa regionale in quel di Pordenone e quindi stanno svolgendo l'allenamento sotto la guida dei responsabili tecnici regionali e quindi è stata rimandata al 20 dicembre. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. Per il volley è tempo di vacche magre. Delle rappresentanti del Veneto orientale è andata a segno solamente il Portogruaro maschile in Serie C. Per il resto, notte fonda. In B maschile, il Bibione Mare ha rimediato ancora una battuta d'arresto con il Treviso, avversario apparso al momento di caratura superiore nonostante l'impegno dei sandonatesi questa volta non sia mancato. Il Volley Team Club ha subito il servizio trevigiano, non riuscendo ad impostare a dovere il proprio gioco, che sovente si è rivelato sin troppo prevedibile. 25-17, 25-18 i primi due parziali, il Bibione è rimasto nel set sino alla fine, solamente nell'ultimo, finito 25-23. Unica nota positiva della giornata, l'esordio come titolare dell'opposto Nicola Puar dopo il recupero da un lungo infortunio. In C maschile l'unica vittoria della settimana, il Portogruaro si è imposto con il KON Padova al tie break al termine di una partita alquanto sofferta che ha comunque confermato i biancoverdi al vertice della classifica.
I ragazzi di coach Corrado Pillotto sono comunque sempre stati avanti, 27-25 il primo parziale, 20-25, 25-20, 22-15 e 15-13 i rimanenti. Allora capitano, prima in classifica, magari sono anche poche giornate, però è significativo sulla vostra partenza. Sì, siamo partiti molto bene perché la prima partita dell'anno l'abbiamo già vinta, cosa che non c'era mai successa gli anni scorsi, siamo sempre partiti col piede sbagliato. Adesso abbiamo avuto un po' di situazioni favorevoli di calendario, abbiamo avuto 3 partite in casa su 4 e siamo riusciti a portarle a casa tutte, ci manca la trasferta che purtroppo abbiamo perso con la seconda in classifica ed è stata una partita un po' strana, però ci godiamo questo momento, vederci là in alto è una novità per noi, ovviamente testa sulle spalle e facciamo il nostro meglio. Sabato con Padova avete veramente sofferto tanto, però alla fine l'importante è aver vinto. Sì, le giovanili della Pallavolo Padova sicuramente giovani di belle speranze, a Muro facevano ombra, c'erano un paio di ragazzi veramente notevoli. Alla fine un po' di esperienza e un po' sicuramente sui nostri punti di forza come la battuta e l'attacco al centro di rigiocata siamo riusciti a portarla a casa, siamo contenti dai. Adesso è una settimana di riposo, guarderete gli altri lottare e voi vi preparate insomma per la prossima trasferta, ovviamente sperando questa volta di andare a vincere. A dire il vero, settimana prossima probabilmente viene spostata la partita che abbiamo fra 3 settimane con la Stravolley, giocheremo probabilmente in casa alle 6 qua al palazzetto, e quindi un'altra, non abbiamo tempo di riposarci questa settimana, anzi dobbiamo preparare forse questa partita qua. Peccato perché c'è lo stand della pallavolo per i festeggiamenti Piazza Portoguaro che dovevamo presidiare e servire ai clienti. Vabbè, lo faremo magari più tardi, verso le 9-10 quando abbiamo finito di giocare, speriamo con una bella vittoria veloce. Sconfitte invece per entrambi i rappresentanti del Veneto orientale in Serie D femminile, sono state 2 battute d'arresto piuttosto nette. San Stino si è inchinato al San Domenico Savio per 3-0, facendo registrare i parziali di 25-22, 25-22 e 25-17. Portoguaro invece è stato fermato sul parquet amico dal Pavan Abbigliamento, 17-25, 17-25, 22-25 i parziali, con le portoguaresi che poco hanno potuto davanti alla differenza di valori in campo. In classifica San Stino appena sopra la zona retrocessione, Portoguaro al penultimo posto. E lo scorso fine settimana Portoguaro ha ospitato 2 giorni di judo che ha fatto della città dell'Emene la capitale del judo veneziano. Sabato scorso è andato in scena uno stage sulle tecniche di sacrificio, mentre domenica si è disputato il torneo delle cinture riservato ai più piccoli, che ha visto il Palalovise letteralmente preso d'assalto. Sì, certamente, siamo molto soddisfatti innanzitutto dello stage di ieri perché è stato interessantissimo, riguardante un argomento che, come diceva il maestro Carmeni, è poco toccato dagli insegnanti tecnici delle palestre. Sono delle tecniche dove l'esecutore va a terra per proiettare il compagno. Queste si dividono in 2 gruppi, uno quando l'esecutore va sul dorso e l'altro quando va sul fianco, quindi sono 2 gruppi ben distinti e purtroppo queste tecniche stanno cadendo un po' nel dimenticatoio perché c'è la difficoltà, un coefficiente di difficoltà molto alto sia come esecuzione che come caduta. Oggi siamo qui al Palasport che strarippa di persone, in quanto ci sono 260 bambini partecipanti, immaginiamo poi che alle spalle hanno circa un 500-600 genitori, quindi diciamo che siamo molto soddisfatti, anche l'organizzazione sta filando tutto liscio e grazie anche a tutto il nostro staff che abbiamo impiegato circa una trentina di persone sta andando veramente bene. Oggi abbiamo sul tatami ben 35 tra bambini e ragazzi. Da quello che ho potuto vedere oggi diciamo che siamo in netto miglioramento rispetto all'inizio della stagione, ci sono degli atleti, dei mini atleti diciamo che stanno veramente venendo su bene, ma direi che sono soddisfatto di tutti. Oggi è la giornata diciamo dedicata più che altro anche alla fase organizzativa, le potenzialità che noi abbiamo di organizzare manifestazioni, che credo sia molto importante anche per la città di Portoguaro. Infatti stamattina è venuta la sindaca di Portoguaro
e si è complimentata di tutto praticamente, e noi abbiamo voluto, diciamo, appoggiare l'amministrazione, visto che c'era anche la fiera, dando al podio anche un dépliant di Portogruaro, e quindi la massima collaborazione da parte delle società sportive credo sia importante, se vogliamo anche che le amministrazioni, diciamo, ci diano una mano a portare avanti i nostri sport. Siamo con il presidente del Comitato Regionale Judo del Veneto, con il maestro Giosuè Rissini. Dunque maestro, la situazione del judo veneto? Beh, la situazione del judo veneto, devo dire con orgoglio, che sta godendo ottima salute, ecco, anche se dobbiamo cercare sempre di migliorarci, di fare di più. Però abbiamo avuto molte soddisfazioni con diversi atleti, e quello però che ci soddisfa e che ci fa pensare a ulteriori risultati per il prossimo è che abbiamo dei giovani che stanno promettendo bene, e quindi senz'altro daranno dei frutti che noi speriamo per il prossimo quadriennio. Un progetto giovani che si fonda dove? Progetto giovani che si fonda innanzitutto presso le scuole, le società, ecco, però viene supportato dopo dal comitato regionale con degli allenamenti periodici a livello provinciale e a livello regionale, con il supporto anche di tecnici che la nostra federazione ci invia direttamente dal centro olimpico, quindi tecnici di provata esperienza con i quali senz'altro ci sarà motivo di crescita per i nostri giovani. Le telecamere di Obiettivo Sport anche in un bocciodromo in occasione della gara d'esordio del campionato di promozione che vede impegnato la Bocciofila Le Valli di Sindacale. Siamo in compagnia del presidente Cristian Camillo. Dunque presidente, una stagione che inizia sotto quali obiettivi? Sicuramente con l'obiettivo di salvarci senza patemi d'animi, come è successo nei primi 2 anni diciamo di questo campionato. Sicuramente abbiamo allestito una squadra che oggettivamente sulla carta ci permetterà di fare un buon campionato. Un torneo che è a livello nazionale? Torneo a livello nazionale, noi siamo la terza serie, siamo stati promossi 3 anni fa, abbiamo mantenuto questa categoria per 2 anni, passando purtroppo sempre per i play-out. Ci siamo salvati, quest'anno ripeto, il discorso sarà sicuramente diverso. La vostra campagna acquisti mi sembra che abbia anche portato tra le vostre fila un ex campione del mondo. Sì, sicuramente, come dicevo, quest'anno abbiamo allestito una squadra che ci farà meno soffrire rispetto agli anni scorsi. Abbiamo il rientro di Graziano Daneluzzi, che è uno dei giocatori più importanti del portogruarese, categoria A. È venuto con noi anche Ivan Odorico, che in passato ha vestito la maglia della nazionale e che ha sempre giocato in campionati di categoria superiori al nostro. Abbiamo Tommaso Fazio, che l'anno scorso è stato vice campione italiano con la maglia del Trento e che quest'anno si trova a giocare con noi per motivi di lavoro, e noi abbiamo dato il benvenuto. In più il 90 di Piave, che è la società sicuramente più importante nel panorama boccistico del nostro territorio, ci ha dato 2 giovani di buone prospettive, in maniera tale da creare un mix perfetto per poter fare un buon campionato. Ecco, allora appuntamento qui al bocciodromo di Portogruaro. Voi giocate di sabato, sempre di sabato? Assolutamente, di sabato alle 15, la prima giornata in casa. Adesso tra 3 sabati saremo nuovamente in casa contro la Nuova del Corno, che è una società della provincia di Udine, mentre la seconda e la terza giornata saremo impegnati nei campi di Belluno e di Gorizia. Sì, io sono venuto quest'anno qua, visto l'amicizia che ho col presidente Camillo, e puntiamo a fare un campionato di un certo livello, visto la qualità dei giocatori. Dopo il campo dirà la sua. Le bocce sono uno sport che magari molti considerano solo per pensionati, ma così non è. No, dipende sempre dal livello. Ci sono gli appassionati che giocano a livelli
così, di passione e basta, mentre ci sono professionisti anche delle bocce che giocano in Serie A, Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli, e ci sono varie categorie A, B, C, fino ad arrivare alla nostra, che comunque comincia a essere un livello discreto e ci sono già dei bei giocatori. Il mondo delle bocce è un mondo abbastanza fiorente. Certo, diciamo che adesso manca un po' di ricambio sulla gioventù, però insomma c'è abbastanza movimento. Comunque è un movimento sano di uno sport che c'è sempre stato e sempre ci sarà, secondo me, insomma. Ecco, da grande esperto, cosa dovrebbe fare la federazione per avvicinare ancora di più i giovani? Ma andare a cercare di pubblicizzarlo attraverso appunto magari la Serie A, dove ci sono tiri veloci, ci sono giovani che fanno corse, ci sono giochi alternativi che possono essere più accattivanti, e andare sulle scuole a cercare gioventù e portarla subito sui campi di bocce, perché anche io ho cominciato a 10-11 anni. Se cominci a quell'età lì la passione dopo resta, è uno sport che dopo puoi continuare fino a età avanzate, e quindi io farei così, e comunque la federazione lo sta facendo. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto e rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.